Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beato il popolo il cui Dio è il Signore. Io ho letto questo nella preghiera di oggi, il Salmo 33, versetto 12. Allora, oggi in Lussemburgo è la festa nazionale in cui rendiamo grazie a Dio per la nostra nazione, neanche piccolissima, ma c'è tanta gente di altri paesi che vivono con noi e possiamo vivere nella pace, nella libertà. Allora chiediamo a Dio di benedire il Granduca e sua famiglia, di benedire anche il governamento e tutte le persone che hanno grande responsabilità, e preghiamo anche per noi stessi affinché noi possiamo vivere nella verità, nel rispetto mutuale, e che possiamo conoscere il Dio vero, il Dio vivo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.